polvere, il tempo delle chiacchiere è finito. Abbiamo dimostrato che quando abbiamo preso questa iniziativa l'abbiamo fatta, con tutti gli errori, ripeto, però il popolo italiano adesso sa, per la prima volta sa che se può scendere, per la prima volta sa, il popolo italiano, cacchio, ce l'abbiamo fatta, perché fino al giorno prima nessuno ci credeva, no? Nonostante che abbiamo avuto tutti gli organi di stampa del potere contro. Io mi sono trovato proprietario di una Jaguar che non sapevo di avere, che però se me la danno me la piglio. Ho visto che hanno arrestato Davide, invece non era lui. Avete visto l'Espresso Repubblica l'altro giorno? L'hanno arrestato, invece non era lui. Questo è il sistema, ragazzi. Quindi per piacere, quando questi signori scrivono rigetto totale, dubito che la prossima volta l'informazione sia così schierata, perché credo che si spaccheranno, ripeto, qua si verificherà, se noi leggeremo bene con convinzione, qua si verificherà per l'ennesima volta, per la seconda volta, un nuovo 8 settembre. Sarà a parti imperse, chiaramente, tanto saranno loro che se ne andranno, però si verificherà. E noi dobbiamo essere pronti a garantire al Paese ciò che serve, non a candidarci, non a fare i partiti politici o le costituenti, perché io ho avuto molti attacchi da quelli che si dicevano vicini al 9 dicembre, addirittura che l'hanno fatto, io non l'ho mai visti, credemmo già tutto il paese, però tutti stanno a fare le costituenti, il partito, il partitino, ma che cazzo serve? Ma che cosa serve? Ancora questo? Qua si deve fare una rivoluzione, che è tutt'altra cosa del partito!